Echi di terrore. Arrivano a Vicenza dalla Francia. 4 bambini e un nonno vengono aggrediti con un coltello in un parco da un richiedente asilo siriano, poi arrestato dalla polizia. Siamo ad Annecy, gemellata con la città del Palladio. Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla nostra storica città gemellata di Annecy in Francia per i tragici eventi stamattina, gli accoltellamenti che hanno interessato anche dei bambini. Le parole del sindaco di Vicenza vengono rivolte alla cittadina francese. A metà febbraio una delegazione di Annecy aveva visitato Vicenza e la basilica che ospitava la mostra sull'antico Egitto. Nel 2025 verranno celebrati 30 anni del gemellaggio con Annecy, un legame che oggi porta Vicenza e i vicentini a condividere con ancora più forza emotiva il dramma vissuto in Francia. Davvero un abbraccio alla città, all'amministrazione di una città a cui siamo profondamente legati e quindi sentiamo con particolare trasporto questo momento.